Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo mezzogiorno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti i collegamenti anche per questo venerdì 28 luglio da tutto il nord-est. C'è tanta cronaca, tanti aggiornamenti. Ritorneremo a parlare ovviamente del maltempo, la conta dei danni prosegue in tutto il nord-est, poi l'incidente di ieri pomeriggio a Chioggia ha costato la vita a un 19enne, la bagarre in Consiglio regionale dove proprio in questi minuti sta relazionando il professor Orsini, un volto diventato molto noto nei salotti televisivi ed è una vera e propria bagarre politica. Sul posto per noi c'è Filippo Fois e poi a Vicenza con il sindaco Possamai per parlare di TAV. Ma cominciamo subito perché la vedo collegata a Daniela Sizzia. Daniela Sizzia con Fabio Crea all'esterno della carcere di Treviso. Perché ci sono stati nuovi interrogatori. Il caso è quello dell'omicidio Ceschin. Buongiorno Daniela. Buongiorno ai telespettatori, ci troviamo proprio di fronte al carcere di Treviso, oggi nuovo interrogatorio di garanzia. Siamo con l'avvocato Fabio Crea che è il legale di 3 degli indagati nell'omicidio di Margherita Ceschin, compreso quello che è considerato il mandante Lorenzon. Intanto la prima domanda è come sta, perché era stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Sì, è la seconda volta che viene inviato dalla casa circondariale, dall'equipe sanitaria al nosocomio di Treviso. Evidentemente le sue patologie sono tali che anche la casa circondariale ha ritenuto opportuno continuare a fare degli accertamenti. Ieri è rientrato e io oggi ho formulato una richiesta di arresti domiciliari proprio in considerazione delle sue condizioni di salute, certificate peraltro dal medico che lo ha in cura. Ecco. Oggi come è andato l'interrogatorio? È emerso qualcosa di nuovo? Si sono avvalsi nuovamente della facoltà di non rispondere? Sì, per tutti e tre abbiamo scelto la strada chiamiamolo del silenzio processuale, perché allo Stato riteniamo più opportuno, d'accordo con i miei assistiti, di attendere un approfondito studio di tutte le carte del fascicolo dei pubblici ministeri prima di rendere le dichiarazioni. La documentazione è giunta solo nella giornata di ieri, quindi un approfondimento e una valutazione con loro prima di qualsiasi dichiarazione è assolutamente necessaria. E avete già presentato un'istanza al Tribunale del riesame? Sì, nell'immediatezza della notifica, subito dopo, ho già proposto istanza di riesame e quindi nei prossimi 10 giorni ci sarà la discussione presso il Tribunale del riesame di Venezia. Ecco, lei all'inizio, nel primo interrogatorio ci diceva che tutti e due, perché all'inizio aveva solo i 2 domenicani e si dicevano estranei ai fatti. Oggi anche il legale di Lorenzon, lui che cosa continua a dire? Continua a dire di essere stupito. Sì, lui conferma lo stupore dell'arresto e anche respinge quelle che sono le accuse del grave fatto che gli viene contestato, quindi diciamo che il cambio di difensore non ha modificato la sua linea difensiva. Difenderà comunque tutti e 3 per ora? Sì, allo Stato non ci sono profili di incompatibilità e quindi sicuramente sì. Ecco, adesso i prossimi passi, avvocato, quali saranno da qua ai prossimi giorni? Ma intanto per il signor Lorenzon attendiamo nei prossimi 5 giorni, nei termini di legge, la decisione del giudice in merito alla richiesta di arresti domiciliari. Per lui e per gli altri attendiamo l'udienza avanti al Tribunale Libertà di Venezia per il riesame della misura cautelare, quindi anche per i profili di merito e sulla gravità indiziaria. Grazie davvero, grazie avvocato. Da qui da Treviso è tutto, la linea nuovamente allo studio. Grazie Daniela, a te, all'avvocato Crea e Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Torneremo a collegarci con te nel corso di questa prima edizione perché gli interrogatori stanno proseguendo. C'è la compagna di Lorenzon in tribunale a Treviso, è stata trasportata dalla carcere della Giudecca questa mattina, ma vedo collegata e le do subito la linea alla nostra Anna De Roberto che si trova a Piove di Sagro
Sacco, una comunità sotto shock. Ieri è morto un giovane di soli 19 anni a Chioggia. Raccontaci tutto, Anna, buongiorno. Buongiorno Cristian, sì, siamo nella frazione di Sant'Anna di Piove di Sacco. Alle mie spalle c'è la parrocchia dove Simone Materazzo è stato battezzato, e accanto a me c'è Don Giorgio, parroco della parrocchia, che ha battezzato Simone, che ben lo conosceva perché Simone aveva fatto parte anche degli scout, e la famiglia, che abita davvero qui a pochi passi, era molto attiva anche in parrocchia. Il ragazzo, poi manderemo in onda una ricostruzione dell'incidente, purtroppo è deceduto in un incidente ieri mentre tornava dal lavoro a Chioggia. La sua moto, per cause che sono davvero ancora al vaglio, ha sbandato, ha travolto una turista che stava attraversando sulle strisce pedonali. Poi purtroppo Simone è stato sbalzato sull'asfalto e a causa del colpo ha perso la vita. Questa mattina i genitori erano proprio a Chioggia perché sono in corso degli accertamenti per capire che cosa possa essere accaduto, perché Simone potrebbe essere stato anche colto da un malore. Allora, Don Giorgio, intanto la ringraziamo per essere qui con noi. Lei è in costante contatto con la famiglia di Simone, che appunto conosceva bene, mamma, papà e la nonna che vive proprio accanto a loro. Questa mattina erano a Chioggia. Sì, sono andato a casa loro dopo essere stato in contatto ieri con il papà Piero, e questa mattina giustamente erano assenti per tutto ciò che questa tragedia li ha coinvolti. E, sì, ho parlato con la nonna Franca, e così mi raccontava del non credere, il non voler credere a quello che è successo. Ecco, sì, ha fatto riferimento prima, credo che chi conoscesse Piero non può che dire che è un ragazzo solare, amante della vita, amato e coccolato dalla sua famiglia. Questo è evidente, con uno sguardo sempre tra il sornione e l'allegro che faceva capire che aveva una voglia grande di vivere. Aveva raccontato alla nonna di essere contento. Simone aveva trovato da poco un lavoro nelle riparazioni delle navi a Chioggia, stava tornando dal lavoro ieri pomeriggio. La nonna lo vedeva sempre arrivare con le mani sporche, i vestiti sporchi delle riparazioni. Lui era felice di questo nuovo lavoro. Nel senso che la nonna diceva: a te piace sporcarti le mani? Ecco, credo che lui, anche sentendo alcuni amici che lo ricordavano ieri sera, lo sentivano contento per aver trovato un lavoro che confaceva anche al suo indole, al suo carattere. Lui i motori piacevano molto, ecco, quindi questo ragazzo solare che ecco, lo voglio ricordare perché è vero, l'ho battezzato, è stato uno dei primi battesimi che ho fatto qui in parrocchia 20 anni fa, e poi ha frequentato il gruppo scout. Tra l'altro veniva su ai campi delle sorelline in braccio al papà. Ho in mente queste scene, no? Perché era quasi una mascotte, piccolo ancora, e ecco, lo voglio ricordare come pieno di vita e amante della vita. Il papà, pensate, l'ha ricordato con un post su Facebook ieri, a poche ore dalla sua morte. Il post recita: la mia famiglia è stata colpita da una tragedia che nessun genitore familiare dovrebbe vivere. È iniziato il periodo più triste della mia vita. Mio figlio Simone è deceduto in un incidente stradale, avrebbe compiuto 20 anni domenica prossima. Siamo distrutti. Ecco, questa voglia anche della famiglia di condividere e dividere il dolore con una comunità che appunto li conosceva bene, li amava. Certo, è anche una presa di posizione di fronte a tante notizie, e anche un dire e riconoscere una fatica e un dolore che stanno vivendo, che è solamente comprensibile, per cui anche la comunità e gli amici faranno di tutto per essere vicino loro e condividere questo momento. Allora Cristian, noi abbiamo preparato un servizio che in qualche modo riassume la cronaca di quello accaduto ieri. Allora ve lo facciamo vedere e poi rientriamo per un ultimo passaggio. A voi il servizio.
Prima lo schianto contro una donna che stava attraversando la strada, poi la drammatica caduta a terra della moto che stava guidando. È morto così il 19enne Simone Materazzo. Erano le 4:30 di ieri quando il ragazzo in sella alla sua moto, nel tentativo di schivare una giovane turista francese di 21 anni intenta ad attraversare la strada, ha perso il controllo, cadendo rovinosamente a terra. Materazzo, secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Chioggia, sarebbe morto sul colpo, dopo aver battuto la testa contro un paletto a bordo della strada. Stava tornando a casa dal lavoro. Nonostante il tentativo del ragazzo di evitare la donna che stava attraversando la strada con un gruppetto di amiche, la turista è stata travolta. Intubata, è stata portata d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. L'elicottero del SUEM è atterrato allo stadio Ballarin. I soccorsi chiamati dai passanti che hanno assistito alla scena e provato a prestare i primi aiuti. La dinamica è ora al vaglio della polizia locale. Non ci sono tante parole da dire, solo ciao amico, dovunque tu sei, rimani con la grinta, la simpatia e l'allegria. Ti ricorderò per sempre. Queste parole accompagnano il post con la foto di Simone che grida vittorioso al termine di una partita. Il suo mister dell'USD Fossò, Matteo Cagnin. Ecco, avete sentito la ricostruzione. Simone era un giocatore di calcio, militava nell'USB Fossò, era stato anche nel Piovese, amato da tutti, il classico ragazzo da spogliatoio, così dicevano, ed è grande il cordoglio, insomma, palpabile tra i ragazzi che hanno sempre giocato con lui e, come avete sentito, anche tra presidente della squadra e l'allenatore. Ecco, Don Giorgio, l'ultimo passaggio, qualche giorno e poi verrà stabilita una data dei funerali. Sì, nel pomeriggio andrò a casa dei genitori per capire se ci sono già notizie al riguardo. Pensiamo per la metà della settimana prossima, però questo lo stabiliremo con i genitori. Come avete sentito, Christian, c'è una ragazza che è in terapia intensiva ricoverata all'Angelo di Mestre, una turista francese. Poi nel corso dei nostri notiziari della sera riusciremo a darvi qualche informazione in più anche sulle sue condizioni di salute. Io da Sant'Anna di Piove di Sacco restituisco la linea. Grazie davvero Anna, grazie a te, al parroco Don Giorgio e a Federico Cibotto che ha curato la parte tecnica, l'ennesimo lutto, l'ennesima tragedia sulle strade del Veneto. E noi andiamo avanti con la cronaca. Vi do questo flash che sta uscendo tra l'altro su tutte le agenzie, qui lo vediamo sull'arena.it, centinaia di immagini e video di abusi su minori anche in tenerissima età, 47enne arrestato in flagranza di reato. Parliamo di un'attività di indagine molto complessa che è stata coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Quest'uomo, un 47enne della provincia di Verona, è stato quindi arrestato. Nel tempo, pensate, era riuscito a creare un archivio di centinaia di file multimediali di abusi sessuali su minori anche in tenera età. Ovviamente poi sono entrati in azione diverse forze dell'ordine, su tutte la polizia postale con la sezione operativa per la sicurezza cibernetica nucleo di Verona. La cronaca adesso ci porta nel Trevigiano per un'operazione della Guardia di Finanza, in realtà un'operazione interforze che ha riguardato anche carabinieri e vigili del fuoco, che hanno accertato come un incendio che si era verificato alla PMG Trasporti di Volpago del Montello la sera del 6 gennaio 2022 fosse stato appiccato dolosamente allo scopo di realizzare una frode assicurativa di circa 2 milioni di euro. Dietro quindi al devastante incendio che vedete nelle immagini dell'epoca girate da Lucio Zanato, oltre a questo devastante incendio che ha causato la distruzione dell'edificio e della merce nello stesso contenuta, si nascondeva in realtà il tentativo di realizzare una rilevante truffa assicurativa. In prima battuta i vigili del fuoco hanno accertato come l'incendio fosse stato appiccato in orario serale all'interno degli uffici amministrativi attraverso l'utilizzo di un liquido accelerante che ha causato la combustione di quanto contenuto all'interno. Poi l'incendio si è propagato a tutto l'edificio.
In un secondo momento i carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno effettuato riscontri, acquisito testimonianze, visionato filmati e analizzato tabulati telefonici che hanno permesso di collocare la presenza dei 2 indagati nei pressi dell'azienda quando si è verificato l'incendio. Infine sono entrati in azione i finanzieri del gruppo di Treviso che hanno svolto accertamenti di tipo economico-finanziari in merito alle ragioni che avrebbero potuto giustificare un rogo devastante del genere, lo vedete, scoprendo che entro un anno dall'evento sarebbe andata in scadenza la rata di riscatto del contratto di leasing dell'immobile incendiato, pagamento che non si sarebbe potuto onorare se non attraverso un indennizzo assicurativo che avrebbe anche garantito nuovi macchinari, arredi e attrezzature. Quindi nei confronti del responsabile legale della società e della madre, che era anche dipendente, sono partite le denunce per i reati di incendio doloso e di frode assicurativa. La Procura della Repubblica di Treviso ha ora concluso le indagini preliminari. E noi ritorniamo nel veneziano, andiamo a Marghera, perché è ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova il bimbo di 2 anni di Marghera, per l'appunto, che nei giorni scorsi è caduto dal 3° piano, un volo di ben 10 metri. E salvo per miracolo il bimbo di 2 anni è ricoverato in terapia intensiva pediatrica a Padova dopo essere caduto dal 3° piano per essersi sporto dal balcone di casa ed essere precipitato a terra facendo un volo di oltre 10 metri. Il fatto mercoledì 26 luglio intorno alle 22 in via Beccaria a Marghera. A chiamare i soccorsi con il 118 gli stessi genitori, con il bimbo ferito trovato a terra da una turista francese mentre stava facendo il ritorno nell'albergo che si trova di fronte casa del piccino, attirata dal suo pianto. Nella ricostruzione dei fatti, tra le ipotesi, anche quella secondo la quale il bimbo possa essere precipitato dopo essersi arrampicato sulla sua macchinetta giocattolo, posizionata proprio in terrazza, perché ha attirato dei suoni e rumori provenire da giù in strada quando all'improvviso ha perso l'equilibrio. Ma tutto è ancora al vaglio della polizia locale di Venezia, con i genitori e anche alcuni parenti del bimbo, chiamati anch'essi a testimoniare sull'accaduto. Un attimo, un solo momento di distrazione che il caso ha voluto fortunatamente non fosse fatale per il piccino che, ricoverato in intensiva pediatrica, fortunatamente non è in pericolo di vita. Sempre per la cronaca a Padova, questa mattina l'autopsia sul corpo di Albert Deda, il giovane albanese ucciso a coltellate domenica al Forcellini. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per ricostruire il movente. I carabinieri del RIS di Parma esamineranno i coltelli da cucina sequestrati dalla scientifica che domenica pomeriggio ha passato al setaccio la scena del delitto e l'appartamento di via Dorighello, dove è iniziata la lite culminata nell'accoltellamento a morte di Albert Deda, 24enne albanese. Arrestati con l'accusa di omicidio e di tentato omicidio di altri 2 connazionali tuttora in ospedale ci sono i fratelli Ilmi e Clinton Rakipai, 24 e 19 anni, bloccati a Gorizia, a 20 km dal confine con la Slovenia mentre tentavano la fuga all'estero. I 2 si sono cambiati i vestiti sporchi di sangue, acquistando abiti nuovi. I carabinieri nella Clio rossa usata per scappare hanno trovato gli indumenti macchiati di sangue che insieme ai coltelli da cucina repertati sono stati inviati al RIS di Parma per le analisi. I carabinieri della scientifica domenica sono rimasti fino a tarda serata in via Dorighello, analizzando e fotografando le numerose tracce di sangue che dall'androne del palazzo arrivavano fino al 4° piano dove si trova l'appartamento dei fratelli Rakipai. Anche i cellulari di tutti e 5 gli albanesi che hanno partecipato alla lite verranno analizzati. Intanto questa mattina verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Albert Deda. Ad ucciderlo forse un unico fendente al cuore. Verranno eseguiti anche esami tossicologici, poi la salma del giovane dovrebbe essere restituita ai familiari per i funerali e il rimpatrio in Albania. Ritorneremo alla cronaca fra pochissimo. Prima però una pagina dedicata al delirio politico per certi versi che si sta registrando a Bassano del Grappa. Partiamo dal Consiglio Comunale incandescente che è finito a notte fonda. Questa è la cronaca. 12 favorevoli, 12 contrari,
Contrari Paola Bertoncello, Marina Bizzotto, Roberto Campagnolo, Chiara Campana, Giovanni Cunico, Stefano Facchin, Lucia Fincato, Erika Fontana, Riccardo Poletto, Anna Taras, Bruno Trevisan, Angelo Vernillo. Il Consiglio non approva. Buonanotte a tutti. Finisce così, con un applauso di Bassanesi a notte fonda, il lunghissimo Consiglio Comunale che ha decretato la bocciatura del protocollo Baxi-Pengo. Dopo settimane di tensione altissima in città, l'Assemblea ha deciso di non approvare il provvedimento con i voti dell'opposizione compatta e 3 voti contrari della maggioranza. Hanno detto di no, infatti, Stefano Facchin, ex presidente del Consiglio Comunale che ha dato le dimissioni proprio per la vicenda di San Lazzaro, Marina Bizzotto e Lucia Fincato. Che i primi 2 siano ancora parte della maggioranza, viste le ultime vicende, è tutto da appurare, mentre per la terza si apre uno scenario del tutto nuovo. E Chiara Tessarolo, di Forza Italia, sempre in maggioranza, ha deciso di uscire dall'aula nelle 2 votazioni dopo un intervento molto critico sul protocollo, decretando in sostanza il pareggio. Anzi, il doppio pareggio, perché si è votato 2 volte e la maggioranza di Elena Pavan non è riuscita a portare a casa il risultato tanto atteso. Che il tema fosse di quelli che spaccano l'opinione pubblica lo dicevano i volti di tantissimi bassanesi che avevano deciso di arrivare in municipio per seguire i lavori. D'altronde la città si era più volte espressa tramite quartieri, residenti, associazioni di categorie e ambientaliste sulla necessità di salvaguardare l'ultimo lembo di campagna bassanese. Quel che succederà ora in Baxi è tutto da vedere, ma pare che ci sia la volontà di aprire un tavolo per salvaguardare i posti di lavoro e il futuro delle linee produttive della multinazionale. Per la reazione a catena che avrebbe dovuto liberare spazi all'ex Yar per consentire da una parte l'allargamento di Baxi e dall'altra la costruzione di un polo nuovo di Pengo in San Lazzaro, la votazione suona invece come un de profundis. Insomma, il voto in Consiglio è solo il punto di partenza verso una nuova visione della città e sono in molti a chiedersi anche che cosa accadrà all'amministrazione Pavan dopo questo smacco politico e amministrativo. Intanto si riparte da qui, dei bassanesi e dei loro volti tirati prima della discussione, dei loro applausi a partita finita. Poi si vedrà. Poi si vedrà, dice Ferdinando Garavello, ma noi ci colleghiamo con Bassano del Grappa, con la nostra Vanessa Banzato. Vanessa, che succede? Sì. Buongiorno Christian, tu hai usato le parole perfette quando hai lanciato il servizio trasmesso poco fa, ovvero hai parlato di delirio politico, perché quello che sta succedendo a Bassano del Grappa dopo questo no che è stato dato in Consiglio Comunale con appunto questa parità di voti che spacca nettamente la maggioranza del Consiglio Comunale. Allora mi trovo assieme all'ex sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto, che tra l'altro proprio ieri ha presieduto il Consiglio Comunale bollente che si è tenuto nella sala consigliare del municipio di Bassano. Una maggioranza ormai spaccata, Riccardo Poletto? Ma direi proprio di sì. Ieri abbiamo assistito a una maggioranza che ormai non si può più chiamare tale, perché è andata appunto sotto e non ha avuto i voti per far passare quella che nelle sue intenzioni, nella proposta della sindaca e della giunta, era probabilmente la decisione più importante di tutti i 5 anni di questa amministrazione. È una maggioranza che per la verità ha iniziato a perdere pezzi fin dall'inizio, perché a un anno dalle elezioni venne in qualche maniera silurata Tamara Bizzotto, che era quella che era stata la consigliera più votata assolutamente in Lega, ha raccolto il numero maggiore di preferenze e venne fatta dimettere. Poi l'anno scorso il vice sindaco Marin si dimette in polemica con la sindaca dicendo che non condivide per nulla il suo modo di governare la città e quindi denuncia una serie di cose che non funzionavano, anche di informazioni negate dalla cittadinanza. Da ultimo Stefano Facchin, eletto in Lega 4 anni e mezzo fa, Presidente del Consiglio, si dimette dal Presidente del Consiglio, ma si dimette anche dal gruppo della Lega e va nel gruppo misto. Inoltre ieri sera abbiamo assistito, oltre al voto contrario di Facchin, ad altri 2 voti contrari e a un'altra consigliera che ha preferito non partecipare al voto perché non riteneva sufficienti le garanzie, eccetera, eccetera. Quindi in buona sostanza non è passata la delibera, e di questo io mi rallegro, perché è una delibera che avrebbe trasformato in peggio la città in maniera irreversibile. Bisogna anche però prendere atto di un dato politico, cioè, come diceva lei, la maggioranza non esiste più e quindi è il caso, a mio modo di vedere, che
i bassanesi possono andare a elezioni il più presto possibile per eleggere un'altra maggioranza, i bassanesi decideranno quali, che possa essere coesa e avere la forza e le capacità di governare davvero la città. Ecco, a proposito c'è proprio dal PD arriva la richiesta di dimissioni della sindaca Elena Pavan, ma anche dei 2 assessori Zonta e Viero. Io credo che a questo punto la richiesta di dimissioni, diciamo così, l'invito a dimettersi debba essere esteso a tutta la giunta e a tutta la maggioranza, perché non avendo avuto i numeri ieri sera davvero si rischia adesso che questi ultimi 9-10 mesi di governo cittadino siano un tirare a campare, se mi si passa l'espressione, poi con tutte le fughe in avanti di lato per esigenze di visibilità elettorale. Ecco, tutto questo non farebbe bene alla città, quindi prendiamo atto che questa maggioranza, che ha traballato un po' in tutti questi anni, ieri sera si è certificato, lo dicono i numeri, non lo dico soltanto io, che non esiste più, e andiamo a elezioni il più presto possibile per dare le risposte alla città che hanno bisogno appunto di essere date. Un'ultima battuta, cosa chiedete ora per quest'area verde, una delle aree verdi più importanti della città? Ma questa che è una delle ultime aree di campagna di città, a testimonianza di un passato anche rurale di Bassano del Grappa, deve rimanere tale, va preservata in tutti i modi possibili. Rimane un problema aperto enorme, che è quello di poter dare possibilità di ampliamento alla Baxi, le cosiddette vecchie smalterie di Bassano. Noi non ci tiriamo indietro, non neghiamo che quel problema è rimasto aperto e siamo disponibili fin da subito, fin da oggi, a sedere a un tavolo a fianco della sindaca, a fianco di tutti i soggetti interessati, siano essi sindacati, categorie economiche, proprietà, quartieri e quant'altro, per individuare alcune alternative e il più velocemente individuare quella che risulterà essere la migliore. Bene, allora io ringrazio l'ex sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto. Cristian, ti ricedo la linea. Grazie mille Vanessa, a te, al tuo ospite per tutti questi aggiornamenti. Insomma, lo avete capito, a Bassano si apre un vero e proprio fronte politico, e noi ritorniamo alla cronaca, ritorniamo nel Trevigiano, per la precisione Nervesa della Battaglia. Un incidente ieri sera, uno scontro tra 2 auto, 3 feriti, una donna è grave. Lo schianto è avvenuto in via Priula, una Porsche con a bordo 3 persone andata a sbattere contro un'altra vettura, probabilmente durante un sorpasso, per poi carambolare nel fosso a bordo strada. Tutti gli occupanti della Porsche sono rimasti feriti, illesi invece quelli dell'altra macchina. Pochi minuti dopo sono intervenuti sul posto i soccorritori, 2 ambulanze, una squadra dei vigili del fuoco, e viste le condizioni della donna anche l'elisoccorso di Treviso Emergenza. La ferita più grave ha raggiunto l'ospedale del Cafoncello a bordo dell'elicottero, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Gli altri 2 sono stati trasportati invece in ambulanza all'ospedale di Montebelluna. Dei rilievi si sta occupando tuttora la polizia stradale. E noi adesso vi raccontiamo una storia che ci porta a Vicenza, una storia che vede protagonista un'altra anziana che purtroppo cade in casa di notte e non riesce a rialzarsi. Una storia di solitudine, protagonista ancora una volta un'anziana. Succede a luna di notte a Vicenza, in via Parini. Un 86enne cade in casa e non riesce ad alzarsi. Inizia a urlare, chiede aiuto. Viene sentita da una vicina che lancia l'allarme al 113. La centrale operativa della questura invia sul posto una pattuglia della squadra volanti che individua l'appartamento dove si trova l'anziana in difficoltà. Vista l'urgenza, gli agenti allertano il 118 per fare intervenire anche un'ambulanza. I poliziotti intanto, per non perdere tempo prezioso, entrano nell'appartamento attraverso una finestra rimasta aperta, da cui si sentono chiaramente le grida della donna che chiede aiuto. Arrivati in cucina, i poliziotti trovano l'anziana per terra che, nonostante lo stato confusionale e di semi-incoscienza, riesce a ringraziare i suoi soccorritori. La donna, vittima dell'incidente domestico, vive da sola. È stata trasportata all'ospedale San Bortolo per gli accertamenti del caso, ma l'intervento della polizia è stato provvidenziale. Parliamo adesso di controlli antidroga e ritorniamo nel Padovano.
Nascondeva la cocaina sotto il cuscino di una stanza di un bed and breakfast di Piazzola sul Brenta. La squadra mobile di Padova ha arrestato un 32enne tunisino pregiudicato trovato all'interno della struttura ricettiva durante un controllo per verificare la correttezza delle comunicazioni degli alloggiati. I poliziotti hanno perquisito la stanza dello straniero, che alle spalle ha numerosi precedenti per furto, maltrattamenti in famiglia, detenzione e spaccio di droga, nonché destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Padova. Il 32enne era in compagnia di un connazionale 17enne irregolare che è stato denunciato. Sotto il cuscino è stato trovato un etto di cocaina in sasso e quasi 1.000 euro. Guai anche per il titolare dell'agriturismo, sospesa per 30 giorni la licenza dopo aver riscontrato numerose violazioni in materia di autorizzazioni. Rapina a mano armata a Castello di Godego, arrestato il responsabile ed è stato restituito anche il maltolto. Armato di coltello da cucina, ha rapinato una tabaccheria cercando poi di dileguarsi a piedi, ma l'immediato allarme lanciato dal titolare del negozio ha permesso ai carabinieri di individuarlo e arrestarlo in flagranza. L'episodio lunedì mattina a Castello di Godego. A essere presa di mira dal malvivente, un 37enne di origini marocchine, la tabaccheria di via Piave. Verso mezzogiorno l'uomo è entrato nel punto vendita armato di una lama di quasi 20 centimetri e si è fatto consegnare il contante che aveva in cassa, circa 700 euro. Infine è scappato. Sulle sue tracce si sono subito messe diverse pattuglie dell'Arma che hanno rintracciato il rapinatore in via San Pio X a Castelfranco. Perquisito, il 37enne aveva ancora addosso il coltello e l'intera somma di denaro che è stata sequestrata insieme al coltello e poi restituita al tabaccaio. Il magrebino è stato infine condotto a Santabona, dove il giudice, dopo la convalida dell'arresto, ha stabilito che rimanga, confermando la custodia cautelare in carcere. Una storia che sta facendo il Giro d'Italia, ma tutta padovana. Checco Zalone, lo conoscete tutti, in scena a Villa Contarini nella cornice dei concerti estivi che tornano dopo 7 anni nel padovano, ha confidato ai fan di essere stato derubato proprio a Padova la sera prima. Mi hanno portato via tutto, anche le mutande. Si vede che volevano farmi sentire a casa. Esordisce così il comico attore Checco Zalone, tornato a Padova, Piazzola sul Brenta, nella magnifica cornice di Villa Contarini con il suo spettacolo Amore più IVA. Blindatissimo, foto e riprese erano vietate. All'inizio dello spettacolo il comico ha confidato al pubblico, 8.000 persone arrivate per ascoltarlo, di essere stato derubato della valigia a Padova e di essere dunque rimasto senza niente, letteralmente in mutande. Un ritorno con beffa a Padova per il comico, del quale rimane celebre per i padovani la scena girata nel corso del film Sole a Catinelle, proprio nella città del Santo in Prato della Valle. Inizio e finale del film girati nel padovano fra il capoluogo e Monselice, dove gli spostamenti della troupe e l'arrivo dell'attore avevano suscitato curiosità, ma anche qualche polemica. È incappato in un controllo dei carabinieri il 51enne di Campo San Martino arrestato per coltivazione e spaccio di stupefacenti. Ovviamente rimaniamo nel padovano. Stava transitando con l'auto nel comune di San Giorgio delle Perti che il 51enne di Campo San Martino, arrestato dai carabinieri al termine di un controllo. Dopo aver trovato nell'auto del materiale sospetto, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Nella casa del 51enne è stata scoperta una vera e propria piantagione con 14 kg di marijuana pronti per essere essiccati, oltre a 5.000 euro in contanti. Per l'uomo è scattato l'arresto in flagranza per coltivazione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Mi richiede la linea Daniela Sizzia, che con Nicoletta Rizzetto sta seguendo le evoluzioni del caso Ceschin. Margherita Ceschin, la donna trovata morta il 24 giugno scorso a Conegliano. Come sapete ci sono 4 persone in carcere, tra cui l'ex marito che è accusato di essere il mandante dell'omicidio, 2 dominicani e la compagna 32enne dominicana di Lazy Guzman. Nel precedente collegamento i 3 uomini sottoposti nuovamente a interrogatorio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e se Daniela mi chiede la linea significa che è terminato anche l'interrogatorio di Lazy, ovvero la compagna dominicana di Enzo Lorenzon. Daniela, buongiorno di nuovo.
Buongiorno ai telespettatori. Dal carcere di Treviso ci siamo spostati qui al tribunale dove è arrivata Delise Lorenzo dal carcere La Giudecca per l'interrogatorio di garanzia, assistita dall'avvocato Giuseppe Pieromano. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, intanto, che cosa è successo oggi? Si è avvalsa dalla facoltà di non rispondere? Assolutamente sì, ha reiterato quella sua manifestazione di volontà, dopodiché ha ribadito ulteriormente, come nella precedente convalida, di essere totalmente estranea ai fatti. Ecco, adesso che cosa accadrà? Quali saranno le vostre prossime mosse? Intanto abbiamo fatto richiesta di affievolimento della misura, tenuto conto delle esigenze dei familiari e della possibilità di avere anche gli arresti domiciliari con il braccialetto che potrebbero essere tutelanti ove dovesse essere pensato diversamente da altri, nel senso che pericolo di fuga non ce n'è perché vive in Italia e c'ha il bambino. Reiterazione del reato non penso che si possa essere, come dire, indagati per decine di soppressioni muliebri e l'inquinamento delle prove assolutamente, perché ormai è stato spazzato tutto via da quanto hanno fatto gli inquirenti. Quindi. Senta, lei continua a dire comunque di non sapere nulla di questa vicenda? Assolutamente sì. Adesso ci sarà anche l'istanza al Tribunale di riesame da parte sua? Certo, la presenterò proprio l'ultimo giorno. Lei torna in carcere, è serena, come sta? È abbastanza scioccata sotto il profilo della grandezza e della pesantezza della cosa rispetto al suo comportamento di vita. Cioè dire, se una persona sa di essere colpevole la vive fingendo a se stessa, ma comunque la vive in una certa maniera. Se una persona sa di essere innocente, come dire, pesa molto di più. Grazie davvero, avvocato, grazie. Da Treviso qua è tutto, restituisco la linea. Grazie quindi a Daniela Sizzia, e si conclude di fatto con il silenzio assoluto da parte di tutti gli indagati sottoposti a misura restrittiva a questa seconda ondata, chiamiamola così, di interrogatori voluta dalla Procura della Repubblica di Treviso. Quindi non ci sono novità rilevanti sul caso Ceschin. Come sapete, tra l'altro, ci sono 2 killer in fuga che sono stati localizzati in Spagna. Come sapete sono arrivati dalla Spagna per colpire, per uccidere la donna, questo è l'impianto accusatorio, e poi sono rientrati nella penisola iberica. Quindi insomma un quadro ancora tutto da ricostruire nel dettaglio. Ma adesso la vedo già pronta la nostra Luisa Bertini con il sindaco di Vicenza, perché oggi c'è un passaggio importante e parliamo di TAV. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del sindaco Giacomo Possamai per parlare di TAV, perché ieri una firma importante che riguarda un contratto per i lavori dell'attraversamento di Vicenza, quindi 1,82 miliardi di euro. I mesi stringono quando inizieranno i lavori, e da qui in avanti cosa dobbiamo aspettarci per la rivoluzione che attraverserà Vicenza? Buongiorno a tutte e a tutti. Realisticamente i lavori inizieranno tra un anno, però con la firma del contratto partono una serie di attività, per esempio di indagini esplorative, di analisi da parte del concessionario, della realtà che realizzerà poi i lavori. Quindi insomma si avvicina la fase dei lavori, perché ripeto ormai manca poco più di un anno. Che cosa cambia? Cambia sostanzialmente che adesso per esempio è chiaro quali saranno gli espropriati, cioè quindi quali saranno le persone a cui sarà chiesto di lasciare la propria abitazione con un indennizzo chiaramente, quindi per il comune parte una fase diversa. Noi a queste persone vogliamo stare a fianco, per cui abbiamo chiesto di inviare lettere di esproprio soltanto dopo che li avremo incontrati uno ad uno, e sarà un'attività che faremo nelle prossime settimane per stare appunto a fianco ai cittadini, perché è chiaramente
un impatto molto forte questo, quello di perdere la casa, e poi c'è tutta la questione legata ad interventi ulteriori che noi abbiamo chiesto ad RFI di modifica rispetto a quello che è attualmente il tracciato previsto. Ecco, tracciato ovest, diciamo quali sono questi interventi, migliorie che avete richiesto? Parliamo della parte ovest, sulla quale secondo noi in questi anni c'è stata troppa poca attenzione, tanto che evidentemente molte delle richieste che aveva fatto la città non sono state accolte. Sono state accolte alcune osservazioni, alcune modifiche che sono importanti, noi ne abbiamo chieste altre. Per esempio abbiamo chiesto che la stazione stia in superficie e non sia sotterranea come nella progettazione che abbiamo oggi. Abbiamo chiesto una soluzione per Ponte Alto, che è un nodo complicatissimo, oggi di fatto starebbe giù per 2 anni, bloccando la viabilità ad ovest e senza una viabilità alternativa sufficientemente capiente e sufficiente appunto per accogliere tutto il flusso di auto e di traffico pesante che c'è in quella zona. Quindi stiamo chiedendo o di trovare un modo per non abbattere per 2 anni il cavalcavia, oppure di inserire una viabilità alternativa sufficiente da questo punto di vista. E poi l'impatto sui ferrovieri, quindi tentare di mitigare via dell'Arsenale, che sottopassa la ferrovia in zona ferroviaria e che quindi porta una strada molto vicina alle case, un impatto molto forte. Noi stiamo chiedendo di coprire questa strada in modo tale che con pannelli fonoassorbenti, in modo tale che l'impatto sulle case sia molto più debole. Insomma, una serie di interventi importanti. La discussione andrà avanti fino a settembre, abbiamo già fatto una commissione territorio su questo. Speriamo, ma siamo convinti, perché siamo determinati, che i ricavi del RFI possano accogliere le nostre richieste. Ecco, l'altro nodo che è stato sollevato soprattutto diciamo dalle città che attualmente sono interessate dai cantieri è la tempistica per le cantierizzazioni proprio. È chiaro che il tema del rispetto dei tempi è cruciale, già saranno tanti anni, perché saranno circa 10 anni complessivamente tra parte ovest e parte est. Noi vigileremo e soprattutto stiamo chiedendo a Diricav il rispetto assoluto dei cantieri. Io ringrazio il sindaco Giacomo Possamai e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie a te e al sindaco Possamai. Vi mostro queste immagini che arrivano da Valle di Cadore, stanno facendo il giro dei social e non solo. Non so se sentiamo anche l'audio. Non si è fatto un cazzo col taser. Ecco, paura, questo è il video diffuso sui social, anche sul gazzettino.it, in pieno centro a Valle di Cadore. È successo nel pomeriggio di ieri, un uomo è stato visto girare per le strade brandendo un'accetta nella mano sinistra e un macete nella mano destra. Alcuni passanti hanno anche ripreso in un video poi diffuso sui social questo, quanto successo, questi attimi, questi momenti di vera e propria concitazione. Alcuni passanti hanno anche poi avvisato ovviamente le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, che con protezioni antiproiettili hanno bloccato e disarmato l'individuo tenendolo sotto tiro di pistola. Questo quindi è successo ieri a Valle di Cadore, quindi siamo nell'Alto Bellunese. Vi mostro anche l'apertura proprio in questi minuti del Corriere delle Alpi. Valle di Cadore brandisce accetta e macete contro le auto, arrestato. Di questo si sta occupando anche la nostra Tiziana Bolognani della redazione di Belluno. Quindi l'uomo, questo lo possiamo dire, è stato arrestato chiaramente dopo quanto successo, dopo le immagini che avete visto. C'è da capire cosa sia successo nella sua mente ovviamente e quindi vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Abbiamo ancora tanta cronaca, ci dobbiamo collegare con Venezia, con Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, dove si sta tenendo un incontro con il professor Orsini, sicuramente lo conoscete tutti, che ha suscitato una vera e propria bagarre politica, ma non solo questo. Ritorneremo a parlare di maltempo e abbiamo tanti altri aggiornamenti di cronaca fra poco.
Di nuovo in diretta, prosegue il racconto di questo venerdì a Nord-Est. Io vi ripropongo le immagini di prima relative a quanto successo ieri nel tardo pomeriggio a Valle di Cadore. Un uomo armato di macete ha minacciato di fatto gli automobilisti che passavano. Potete immaginare, sono giorni anche particolarmente frequentati in Cadore, tanti turisti, tanti i visitatori. Immediato è scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri in modalità antiproiettile che hanno braccato quest'uomo che è stato arrestato. Ovviamente non ci sono stati feriti fortunatamente e la vicenda quindi per il momento si è risolta in questa maniera. Certo bisognerà capire se c'è un movente, cosa è successo, in che stato si trovava l'uomo. Parliamo di un territorio, quello del Cadore, dell'Alto Bellunese, ancora molto scosso per i fatti di qualche settimana fa, l'incidente che è costato la vita a 3 veneziani, a quella famiglia in vacanza, travolta e uccisa a Santo Stefano di Cadore da Angelica Hutter, quella donna tedesca che si trova in carcere a Venezia dopo alcuni giorni in psichiatria. Insomma, sono immagini che destano chiaramente preoccupazione e tanti interrogativi ancora una volta nell'Alto Bellunese, ancora una volta in Cadore, per l'appunto nei giorni in cui si registra chiaramente il tutto esaurito per le vacanze estive. E noi restiamo a parlare di temi di ordine pubblico. Nei giorni scorsi, lo ricorderete, c'è stata la riunione in prefettura con il sindaco di Treviso Mario Conte. Si è deciso di blindare di fatto Piazza Borsa, che è teatro molto spesso, troppo spesso, di episodi di aggressione, di rissa. Proprio ieri, più o meno a quest'ora, la nostra Anna De Roberto ha registrato l'ennesimo atto, l'ennesima azione sopra le righe. Partiamo da qui. Le urla arrivano da via Fiumicelli, sono da poco passate le 12, la pattuglia della polizia locale è in presidio in piazza Borsa. I 2 agenti inseguono il ragazzo che da in escandescenza prende a calci una transenna, poi scappa. Era insieme al gruppetto che poco prima stazionava ai giardinetti Sant'Andrea. Le urla per uno zainetto, probabilmente una crisi di astinenza. Polizia che da tempo attenzione ai soggetti che stazionano nel quadrante. I controlli da ieri sono stati intensificati. Residenti e commercianti assistono alla scena. Qui è sempre così tutti i giorni, qui lasciano, guardi, bottiglie vuote, immondizie. Io ho chiamato più volte anche i vigili, ma qui è così, guarda che roba. Li vede spesso? Sempre no, spesso, sempre qua. Quindi bene che ci sia la polizia. Di più, ci vorrebbe di più e più cattivi. Si è mai sentito in pericolo? Ma un paio di spintoni li ho anche dati prima che perché delle volte si arriva anche allo scontro fisico. Fanno in modo che io debba mettermi in posizione in cui il borseggio diventa facile. Per esempio mia moglie è stata borseggiata proprio qui dove è scritto cicli a mano. Il signor Giorgio diversi anni fa aveva organizzato delle merende ai giardinetti Sant'Andrea con alcuni residenti della zona per ripopolare il parchetto. Chiedono soldi o sigarette, le urla sono frequenti, riferisce il titolare del bar Ginger Ale di via Fiumicelli. È da un paio d'anni a questa parte. Sono questi immigrati che magari un po' disadattati che creano dei problemi. Dalla mattina alla sera. È sotto gli occhi di tutti, non è che ci sia... È un dispiacere di vedere una zona che potrebbe essere ad uso di tutti, ad uso esclusivo per certe persone. Di situazione pesante parlano altri residenti che abbiamo fermato. Alle 13 la situazione rientra, intanto è ancora in fase di valutazione l'adozione di eventuali DASPO per i soggetti che sono già noti alle forze dell'ordine.
Subito a Venezia, Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferrofini, con il nostro Filippo Fois, con lui il professor Orsini, una lectio magistralis preceduta dalle polemiche politiche. Caro Filippo, a te la linea. Sì, in effetti non sono mancate le polemiche politiche, ne parlavamo adesso anche con il professore Orsini. In effetti il Partito Democratico ha definito poco opportuna la sua presenza qui in Consiglio regionale, mentre Fratelli d'Italia addirittura ha detto ai suoi consiglieri regionali di non partecipare all'evento. All'evento viceversa hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, l'assessore Roberto Marcato e i consiglieri Favaro e Luciano Sandonà, che era l'organizzatore dell'evento, più l'ex deputato Franco Rocchetta. Perché sono così divisive le sue opinioni? Lei è unito per la prima volta qua in Consiglio regionale Fratelli d'Italia e il Partito Democratico. Ma intanto vorrei ringraziare i consiglieri di Fratelli d'Italia e del Partito Democratico che hanno deciso di non essere presenti, comunque hanno invitato a boicottare questa lezione. Sono loro molto grato perché penso che questo sia l'onore più grande che uno studioso possa ricevere. Io penso che tutti gli studiosi abbiano questo sogno di scrivere un libro divisivo, un libro che faccia discutere, quindi vorrei ringraziare coloro che hanno boicottato questa iniziativa per le attenzioni che comunque mi hanno dedicato, richiamando così l'attenzione anche sul valore del mio contributo intellettuale, il mio contributo di ricerca. Perciò ecco, vorrei esprimere un ringraziamento di tutto cuore a Fratelli d'Italia e poi qual è l'altro partito? Il Partito Democratico di Venezia, capisco bene, del Veneto. Quindi vorrei ringraziare di tutto cuore il Partito Democratico e Fratelli d'Italia del Veneto per il grande onore che mi hanno voluto concedere nel boicottare la presentazione del mio libro, la mia lezione. Professore, lei oggi ha analizzato tutte le cause che hanno portato al conflitto in Ucraina, che lei ha detto non è piovuto dal cielo ma è frutto di quello che è accaduto dal 1991 sostanzialmente ad oggi. Ha spesso usato un verbo sull'atteggiamento della NATO, umiliazione nei confronti della Russia. Ma diciamo che l'umiliazione è anche una categoria scientifica, quindi non è che abbia contenuti, non è che contenga un giudizio di valore questo termine che ho utilizzato, e ho cercato di interpretare il sentimento dei russi, un sentimento che è scaturito di sentirsi umiliati appunto a causa di tutte le sconfitte che la Russia ha subito per mano del blocco occidentale dal 1991 fino al 2022, quindi nel mio libro e anche nella mia lezione ho cercato di ricostruire tutte queste sconfitte di umiliazioni. E tra le altre cose quello che si è verificato dal punto di vista geopolitico con la caduta del muro di Berlino è che in molte aree del mondo all'arretramento della Russia ha corrisposto l'avanzamento del blocco occidentale. Ci sono delle aree del mondo in cui la Russia è arretrata, quelle aree non sono rimaste neutrali ma sono state assorbite nel blocco occidentale. Ad esempio io nel mio libro ne ho parlato anche oggi dell'espansione della NATO nel 1999, 3 paesi che entrano nella NATO, tra cui appunto la Polonia, poi l'altra espansione nel 2004 e in entrambi i casi si è venuto a creare quello che si chiama un gioco a somma zero, non è stato un gioco a somma variabile che prevede una cooperazione anche tra le parti in conflitto, ma è stato un gioco a somma zero, cioè arretro io, avanzi tu. Questo è soltanto così un breve riferimento a tutta la ricostruzione che ho fatto, la ricostruzione storica. Ma oggi lei ha volemente rivendicato il metodo scientifico come metodo principe di analisi di tutte queste vicende e lei effettivamente si muove in maniera scientifica e forse questo è frutto delle polemiche, nel senso che usa trattare un regime come quello di Putin, le democrazie occidentali, mettendole sullo stesso piano. Forse per quello le danno del filo putiniano, perché non c'è una presa di distanza nei confronti di quella che una democrazia non è. No, in realtà questo non è vero, questo fa parte della campagna di disinformazione dei media dominanti nei miei confronti. Io il 4 dicembre del 2018 ero l'unico in Italia a chiedere di mantenere le sanzioni contro la Russia perché proprio in Senato richiamavo l'attenzione, così mi esprimevo testualmente, sui pericoli gravissimi che gravano sulla testa degli ucraini e in Italia tutti volevano togliere le sanzioni alla Russia nel 2018 perché danneggiavano l'economia italiana. Io ero l'unico a dire dobbiamo mantenere le sanzioni contro la Russia, altrimenti il rischio è che l'economia russa cresca e che questa crescita economica possa essere utilizzata da Putin per fare investimenti importanti nell'esercito, cosa che è accaduta. Quindi in realtà no, così come ho sempre condannato l'invasione russa dell'Ucraina. Quello che io cerco di fare è semplicemente rispettare il giuramento che ho fatto ai miei studenti, che ho fatto al mio paese, che ho fatto all'università, che è quello di dire sempre la verità così come essa emerge dai documenti storici attraverso la logica dell'indagine scientifico-sociale. Quindi così come i medici prestano un giuramento per cui
assistono chiunque stia male senza fare distinzioni tra destra e sinistra o senza preoccuparsi se guadagneranno di più o di meno o se faranno carriera di più o di meno, allo stesso modo noi studiosi dobbiamo giurare fedeltà alla verità. Poi chiaramente questa verità deve emergere dalla documentazione storica, ma è che è chiaro, se dalla documentazione storica emerge che la NATO ha violato il diritto internazionale in tante circostanze, come adesso la Russia sta facendo nei confronti dell'Ucraina, se vengono fuori tanti fatti che non piacciono in questo momento al Corriere della Sera, alla Repubblica, alla Stampa, io proprio come un medico ho il dovere morale di dirle queste cose. Comunque vorrei sempre ricordare che allo stato attuale delle nostre conoscenze nessuno in Italia ha mai confutato una mia affermazione sulla guerra in Ucraina. Quello che hanno fatto i media dominanti è attaccarsi a questioni assolutamente futili e superficiali, se il professor Orsini gesticoli o meno con le mani, o quello che hanno fatto è stato stravolgere il mio pensiero, ma allo stato attuale delle nostre conoscenze non esiste nessun giornalista, nessuno studioso che abbia confutato le affermazioni che io ho fatto sull'Ucraina. Quando è scoppiata la guerra, io enunciai questa regolarità empirica che ha sempre trovato conferma. Io dissi: per ogni proiettile della NATO che l'Ucraina lancerà contro la Russia lancerà 10 proiettili contro l'Ucraina. L'evidenza empirica, quindi il metodo scientifico, conferma per filo e per segno la correttezza di questa mia previsione, perché tutte le volte che l'Ucraina ha fatto un passo avanti si è trovata a farne 2 indietro. E questo accade perché la nostra classe dirigente ha un problema scientifico con la classificazione della guerra in Ucraina. Vede come c'entra la scienza. La guerra in Ucraina, classificata correttamente dal punto di vista scientifico, è una guerra esistenziale combattuta da una superpotenza, e la caratteristica di una guerra esistenziale combattuta da una superpotenza è che quella superpotenza non si arrenderà mai, proprio perché la Russia sa che se perdesse la guerra in Ucraina correrebbe il rischio del disfacimento della Federazione Russa. Quindi c'è veramente un'ombra preoccupante per quello che riguarda il prosieguo della guerra. Grazie professore, è stato veramente gentilissimo. Dopo 2 ore di lezioni magistrali sa fermarsi con noi. Grazie di nuovo. Noi teniamo ancora la linea perché vedo Luciano Sandonà, che è stato è stato l'organizzatore di questa vicenda. Prima parlavamo col professore, insomma, da parte del Partito Democratico e di Fratelli d'Italia, che sono vostri alleati. Non c'è stata, diciamo, molta benevolenza nei confronti del suo invito al professore. Beh, oddio, avrebbero fatto invece molto bene a venire, così almeno capivano magari le ragioni del conflitto. Come diceva Kissinger nel 2014, l'ha ripetuto varie volte, andrà a finire che ci sarà un conflitto in Ucraina, aveva detto 8 anni prima, e i leader europei addosseranno unicamente la colpa a Putin, perché questo è la cosa più comoda che c'è da fare da parte dei leader europei, e questo poi puntualmente è successo. Non è che, quindi credo che anche gli esponenti dell'opposizione e gli altri esponenti politici avrebbero fatto molto bene. Ti è dispiaciuto, c'è rimasto male delle polemiche di questi giorni? No, sinceramente no, perché comunque il tema della crisi in Ucraina e della guerra in Ucraina è un tema molto sensibile ed è un tema molto importante per noi. Basti vedere quello che lasciamo sul campo. Gli interessi dell'Europa, gli interessi dell'Italia sono fortemente compromessi. È stato un disastro non solo dal punto di vista diplomatico, ma anche da un punto di vista economico, sociale e anche in termini di perdita di vite umane. Ricordiamo che ci sono decine, se non centinaia di morti ogni giorno nel fronte ucraino. Questo non viene ricordato. Ma anche una cosa, visto che in questo momento sembra che lei e Orfini siate nella stessa parte, lui ha ricordato come si fosse battuto per il mantenimento delle sanzioni alla Russia. Il Consiglio regionale del Veneto invece, dopo l'invasione della Crimea, aveva votato a favore dell'annessione, diciamo, di quel territorio. No, avevamo votato a favore per l'eliminazione delle sanzioni alla Russia, ma questo, ricordo, era un tema che era posto da moltissimi politici in Italia, da moltissime persone in Italia e da Confindustria, da tantissime altre persone, perché questo è un tema che realmente ha danneggiato in maniera importante l'economia italiana e l'economia veneta, soprattutto, che guarda molto a est, e quindi questo credo fosse una cosa anche doverosa all'epoca. Poi c'è stato un altro voto del Consiglio regionale che ha ritrattato, diciamo. C'è stato un altro voto del Consiglio regionale che ha condannato l'invasione russa in Ucraina, ricordiamolo, insomma, questo dall'anno scorso, ma evidentemente tutti noi siamo allineati con questo filo di pensiero. Ma
questo non significa analizzare a fondo e in profondità le cause e la complessità di quello che è successo prima del conflitto e di quelli che sono tutti i movimenti nello scacchiere internazionale. Questo ci farebbe perdere di vista quello che succederà anche nel prossimo futuro, che sono fra l'altro delle cose molto importanti per noi. Certo, la si può pensare come si vuole, però naturalmente poi bisogna sempre approfondire con la coscienza del fatto che si tratta di questioni estremamente complesse in cui insomma non c'è una... Ricordiamo che la gran parte degli italiani la pensa in maniera non esattamente in linea, diciamo, con quello che è il pensiero ormai unico del blocco occidentale, ecco. E la pensa molto con il professor Orsini. Vediamo quelli che sono stati gli esiti degli ultimi sondaggi fatti in Veneto e in Italia. Diciamo che il dibattito comunque rimane aperto, la chiudiamo così siamo tutti d'accordo. Ringraziamo ed è bene che ci sia naturalmente, con questo vi restituiamo la linea, grazie a Luciano Sandonà. Davvero grazie Filippo per questo collegamento. Avete sentito il professor Orsini, avete sentito Sandonà, consigliere di maggioranza. Questo incontro è stato preceduto da polemiche fortissime. Avete sentito anche ai nostri microfoni quello che ha detto Orsini, che ha ringraziato Partito Democratico e Fratelli d'Italia per aver di fatto boicottato questo incontro promosso dal Consiglio regionale del Veneto, voluto da Sandonà e appoggiato da Ciambetti, quindi dal Presidente del Consiglio regionale, ovviamente, visto che si è tenuto a Palazzo Ferrofini. Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, lei arriva proprio nel momento giusto. Che cosa risponde a Orsini, al professor Orsini? E che cosa ne pensa delle parole anche del consigliere Sandonà, consigliere di maggioranza, che dice delle cose molto forti, pensiero unico del blocco occidentale, e lo dice a meno di 12 ore di fatto dall'incontro Giorgia Meloni-Biden? Guardi, penso che siano dichiarazioni talmente superficiali, sbagliate, fuori dalla realtà, che io non mi sento nemmeno di commentare questo consigliere Sandonà. Credo che il Consiglio regionale, con tutti i problemi che ci sono in Veneto, farebbe bene a occuparsi di altre cose piuttosto che fare un tentativo di discussione attorno alle tesi fatte, proposte da Orsini. Penso che il Consiglio regionale non abbia tra le sue prerogative presentare libri. So che anche il segretario regionale della Giunta aveva posto delle grandi riserve su questo evento, proprio dal punto di vista giuridico, con tutti i problemi che ci sono in Veneto, che riguardano gli eventi atmosferici che ci sono stati, che riguardano la salute e la sicurezza del lavoro. Sarebbe bene che questi consiglieri facessero dell'altro piuttosto che propaganda anche di basso profilo. Mi domando poi dove sia Zaia, il quale sui giornali interviene rispetto a determinate posizioni su tanti argomenti, non solo quelli relativi alla politica internazionale, e poi lascia che consiglieri, credo del suo partito, anzi della sua lista, si occupino di cose di questo genere. Sinceramente tutto questo sa che cosa comporta? Comporta uno scadimento della politica, che è quello di cui non avremo bisogno. Senta Martella, su questo siete di fatto allineati a Fratelli d'Italia. Il suo collega De Carlo, che è coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, ha detto la censura non c'entra niente, su Ucraina, Russia il governo è chiaro, e di fatto ha detto i suoi di non partecipare. Ma questo episodio del Consiglio regionale del Veneto potrebbe aprire un vulnus anche a livello nazionale, perché insomma sta succedendo una cosa che forse è sfuggita un po' di mano, forse magari era voluta, chissà. Ma guardi, mi pare che il Consiglio regionale del Veneto, con i suoi vari esponenti delle liste che fanno riferimento a Zaia e alla Lega, faccia parlare di sé molto spesso per cose negative, e mi auguro che non avvenga anche rispetto a questo, ma insomma ci sono stati recenti episodi che ben voi ricordate.
E io non ho dato indicazioni a nessuno dei miei consiglieri perché decidono da solo, e per fortuna queste cose. La capogruppo in Consiglio regionale ha ritenuto di criticare questa iniziativa e di pensare che non fosse opportuno andarci. Io sono d'accordo con lei, non penso nemmeno che siamo allineati con il Fratelli d'Italia, cioè, ognuno prende le sue decisioni, capita talvolta che queste decisioni abbiano uno stesso esito, però non c'è nessun allineamento. Noi riteniamo questa iniziativa un'iniziativa inutile, sbagliata e di cui in questo momento non c'era nessun bisogno. Allora Martella, resti con me qualche istante, andiamo in pubblicità perché ci sono tantissimi temi sul tavolo, salario minimo, GPA e quant'altro, a fra poco. Di nuovo in diretta per proseguire questo nostro racconto a nord-est. È rimasto collegato Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Martella, io vorrei parlare con lei di maltempo, cambiamento climatico, ma prima vorrei farle vedere questa intervista fatta ieri al sindaco di Vidor, Mario Bailo. Siamo in un campo devastato, tutta la zona è stata devastata dal maltempo e siamo vicini ad un cannone antigrandine. Il sindaco ci spiega come funziona questo cannone antigrandine e fa un po' il punto della situazione. Partiamo poi da qui perché la sua proposta per la regione del Veneto è molto forte. Partiamo da Bailo. Sindaco, questo è uno dei cannoni antigrandine attivi sul territorio di Vidor, che sono 3. Come funzionano e da quando sono in azione? Beh, sono parecchi anni che sono installati qui, penso oltre 15 anni che sono installati qua, che io a memoria così ricordo. E funzionano con il gas propano e vengono comandati a distanza tramite un'app apposita che un coltivatore qua in zona li aziona quando ci sono le previsioni per un arrivo di un temporale o comunque della grandine. E di solito funzionano? Sì, funzionano, sì. Si percepiscono i botti anche a distanza, però funzionano perché ricordo io qualche temporale che magari si vedeva brutto e così, con la entrata in funzione di questi cannoni veniva un po' disciolto, tranne che questa volta purtroppo che non è stato così perché erano entrati in azione prima del temporale, però veramente era una roba eccezionale che i cannoni non hanno avuto l'effetto proprio che dovevano avere, insomma. Ecco, perché nelle settimane scorse erano entrati in azione e si diceva che avevano in qualche modo funzionato quando aveva colpito inizialmente il Montello, la zona di Pederobba, Covolo. Sì, infatti era così, è veramente così. Quando parliamo di 2 settimane fa, 2 settimane e mezza fa, che colpiti appunto la destra Piave e anche altri paesi, qui con l'azione di questi io credo che abbiamo evitato la grandine qui nel nostro territorio, insomma, di Vidor, ma anche nella zona di Valdobbiadene, Fara di Soligo, perché entrano in azione anche negli altri comuni. Quindi possiamo dire che potrebbe essere questa una tecnologia da implementare, quindi magari focalizzarsi di più anche a livello amministrativo, pubblico, politico, governativo su questo genere di dispositivi. Certo, bisognerebbe però avere la certezza certificata che sia così, perché queste azioni che fanno questi cannoni non noi capiamo dall'esperienza che funziona, però secondo me bisognerebbe che anche appunto gli enti tipo il consorzio, tipo le associazioni di categoria si facessero carico e magari implementare. Ovviamente non è piacevole prima di un temporale sentire questi botti, magari ci sarà della gente che darà anche fastidio, però insomma se l'efficacia è vera valerebbe la pena incrementare. Questo è uno dei tanti aspetti che in questi giorni di forte maltempo abbiamo monitorato. Lei però, Martella, chiede di più, soprattutto alla Regione. Se non sbaglio lancia un piano di adattamento climatico. In che cosa consiste? Ma guardi, io oggi pomeriggio alle 16 incontrerò i sindaci delle Riviere del Brenta convocati dal sindaco di Dolo insieme ad altri parlamentari, mi auguro, per fare il punto sui danni che ci sono stati e sugli interventi che è necessario al più presto vengano
eseguiti innanzitutto con le risorse economiche che devono essere messe a disposizione una volta fatto il conteggio dei danni. Quindi ho posto un problema che poi è stato posto anche a livello regionale, cioè quello di dichiarare lo stato di emergenza, lo stato di calamità naturale, di fare il conteggio dei danni e di richiedere i rimborsi. E naturalmente però mi dico che questo non è sufficiente. Nel Veneto ci sono stati tantissimi episodi in tante realtà e quindi noi dobbiamo dare dei ristori, perché ci sono stati danni all'agricoltura, ai beni privati, alle infrastrutture, alle abitazioni, e però sapere che quella della crisi climatica è una vera e propria emergenza, che non è possibile negare il fenomeno, come in molti, soprattutto a destra, per molto tempo hanno fatto, e che invece è necessario assumere iniziative, alcune delle quali andranno assunte a livello europeo, a livello nazionale, altre anche a livello regionale, con un piano di adattamento climatico, che significa avviare una serie di interventi di prevenzione, di ricucitura del territorio, di manutenzione, contro i rischi del dissesto idrogeologico, contro la siccità, che sono una serie di questioni che determinano un approccio sistemico a un tema così importante come questo. Purtroppo spesso nella nostra regione si fanno dichiarazioni quando c'è l'emergenza, ma poi non si fanno gli interventi. Ecco, noi nel mese di settembre faremo un evento come PD del Veneto che si chiamerà la crisi climatica e il Veneto. Avanzeremo una serie di proposte ancora più precise e mi auguro che questo diventi davvero un'azione che coinvolge tutti, possa coinvolgere tutte le forze politiche, perché il tema della sostenibilità ambientale adesso sta assieme al lavoro, alla salute, alla crescita. Non è un tema a sé, ha a che fare con tutto questo e noi dobbiamo lavorare per produrre interventi efficaci. E senta Martella, velocissimamente le chiedo tre flash, poi sono temi sui quali torneremo nelle prossime settimane, perché in qualche modo animano questa estate politica. PNRR, ci sono state le comunicazioni del ministro Fitto, il governo cambia il piano, riformula 144 progetti, questo la preoccupa? Sì, perché attorno al PNRR c'è stata una grande incertezza e sono stati ridefiniti gli obiettivi. Anche rispetto a quello che abbiamo detto vengono tolte delle risorse che servono appunto per manutenzione, piani di adattamento climatico, risorse per il verde urbano, extraurbano, per l'idrogeno. Tutta questa parte viene tolta. Si dice che verrà rifinanziata con altre risorse, vedremo. Esattamente ieri la Presidente del Consiglio ha detto quello che io sto dicendo da qualche giorno, cioè ci vuole un piano straordinario per affrontare l'emergenza climatica. Quindi mi preoccupa, vedo che sono preoccupati anche i comuni che vedono di non avere parte delle risorse che dovevano essere date. Questo è il PNRR, non vorrei che fosse una grande occasione che il nostro Paese perde, e invece bisogna fare di tutto perché non sia così. L'altro flash, Martella, salario minimo. Anche qui lo scontro è totale tra opposizioni, non tutte in verità, eccetto Italia Viva, e maggioranza. Dove si va? Si è in un vicolo cieco? Guardi, si ricorda qualche mese fa la Meloni aveva detto che del salario minimo non se ne sarebbe mai parlato. Noi abbiamo continuato a presentare le nostre proposte, anch'io personalmente, al Senato. Oggi 2 italiani su 3 ritengono che questa misura sia una cosa giusta, cioè non si possono, c'è una soglia minima legale che noi indichiamo in 9 euro, sotto la quale non si può andare perché sennò è solamente sfruttamento e lavoro povero. La maggioranza prima ha detto di no, adesso ha cambiato idea e hanno fatto qualche apertura, stanno cercando di prendere tempo. Noi abbiamo prodotto un'iniziativa in cui sono d'accordo tutte le opposizioni tranne Renzi, appunto. Penso che il governo farebbe bene a affrontare questo tema e magari ad arrivare ad una soluzione. Io non escludo che questo avverrà.
Ultimissimo flash GPA, gestazione per altri. La Camera ha approvato il disegno di legge per introdurre il reato universale. Come si comporterà il Partito Democratico? Sappiamo che su questo tema di fatto c'è libertà di coscienza, e lei personalmente cosa farà? Guardi, io penso che questo della GPA sia stato un ulteriore esempio di voler creare un caso politico, una strumentalizzazione da parte del governo e delle forze di maggioranza, perché la GPA è già proibita dalla legge numero 40 del 2004 nel nostro paese, non si può fare. Io sono convinto che quella legge sia giusta e che non si possa quindi fare. E invece, quindi mi comporterò di conseguenza, ma il reato che introduce... Quindi lei voterà per chiarezza, Martella? Beh, intanto dobbiamo ancora decidere quando si voterà al Senato. Si è votato alla Camera, il PD ha deciso di non partecipare al voto perché la legge già esiste e perché con l'introduzione del reato universale il governo fa una cosa inutile, lancia l'ennesimo segnale ideologico, ma non produce niente di reale dal punto di vista legislativo, per cui noi abbiamo detto no, noi a questo tipo di provocazioni non ci stiamo e ci asteniamo, e io penso che farò di conseguenza al Senato quando dovesse venire in votazione. Nel merito ho già detto che la legge 40 del 2004 già vieta questa pratica nel nostro paese, e io penso che quell'ispirazione vada mantenuta. Quindi quella legge basta. Allora, io la ringrazio, Martella, per aver toccato tutti questi temi, ha anche risposto in tempo a strettissimo giro di posta al professor Orsini dal Consiglio regionale del Veneto, dove si è aperto un fronte politico all'interno della maggioranza. Inutile girarci attorno, anche perché insomma questo convegno arriva all'indomani, poi probabilmente le agende non erano state incrociate, ma è un convegno che arriva all'indomani del vertice Meloni-Biden, tra l'altro la prima visita ufficiale della Premier alla Casa Bianca. Grazie di nuovo. Grazie Andrea Martella. Noi andiamo avanti con la cronaca, apriamo una pagina sanitaria, che ci porta nel Padovano. Parliamo di West Nile, sono state trovate delle zanzare positive, l'appello dei sindaci a non trascurare le misure di prevenzione. Di certo le temperature non aiutano. Zanzare positive al virus West Nile sono state individuate tra Selvazzano e Teolo. Rispetto all'anno scorso, al momento non si registrano casi di passaggio del virus tra l'animale e l'uomo, ma resta alta l'attenzione con l'USL Euganea, che ha chiesto ai comuni di mettere in campo tutte le azioni possibili di prevenzione per il contenimento dei cluster e tutelare la salute pubblica. Il comune di Padova ha emanato a marzo la prima ordinanza riguardante le misure per la lotta alle zanzare, aggiornata poi a maggio, che contengono indicazioni e prescrizioni sulle modalità per effettuare un'efficace disinfestazione, oltre che i consigli per proteggersi dalle punture rivolte a tutti i cittadini. Intanto in questi giorni ci sarà una disinfestazione larvicida nelle aree pubbliche, nei parchi, nei fossati e nelle caditoie stradali. Anche i cittadini possono fare la loro parte, evitando di lasciare ristagni di acqua nei sottovasi, luoghi fertili per la proliferazione delle zanzare, soprattutto in questi giorni in cui le piogge sono state copiose. Il comune di Padova inoltre mette a disposizione gratuitamente le pastiglie larvicide ritirabili nelle sedi di quartiere o dell'URP. West Nile, ma anche legionella da Padova a Belluno. Ci sono 4 casi di legionella proprio nella provincia dolomitica in una settimana, ma nessun collegamento epidemiologico tra i pazienti, secondo il Dipartimento di Prevenzione dell'ULS 1 Dolomiti, che ha ricevuto le segnalazioni e che sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Il paziente in condizioni più critiche è un cittadino di Belluno, attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione a Padova, che lavora in attività di sfalcio erba. Poi c'è una donna veneziana che soggiornava da inizio luglio in un appartamento in affitto ad Auronzo di Cadore e che è ricoverata all'ospedale di Pieve di Cadore. E ancora un paziente di Sospirolo rientrato dalla sua casa di vacanza a Bibione, ricoverato in pneumologia a Belluno, e un paziente originario di Fonzaso e domiciliato in Molise, arrivato da poco nella sua casa di residenza e ricoverato in pneumologia al Santa Maria del Prato di Feltre. Questi ultimi 3 pazienti sono sfebbrati
calibrati in un quadro di miglioramento clinico. 4 storie diverse che vengono indagate in queste ore, pur se la casistica risulta inferiore a quella dello scorso anno, quando furono 6 pazienti affetti da legionella e 12 nel corso dell'anno, e comunque compatibile con i dati di incidenza del periodo estivo. I tecnici del Dipartimento di Prevenzione hanno anche pianificato prelievi di acqua nelle strutture a potenziale rischio correlate ai casi. Sono state effettuate comunicazioni anche con le altre ULS. Quindi di fatto dall'ULS 1 Dolomiti l'invito è quello a non fare allarmismi. Di certo ci sono 4 casi in contemporanea che, va detto, non sono collegati fra di loro, e la provenienza di questi soggetti in qualche modo lo certifica. E parliamo adesso di Covid, una testimonianza molto forte raccolta dalla nostra redazione di Padova, un medico che si è ammalato di Covid nel 2020 e che sta affrontando una lunghissima riabilitazione. La sua amarezza, dice, sono stato lasciato solo dalle istituzioni. Quel periodo era pieno di Covid, dovevamo rianimare una marea di gente. Il dottor Gianni Calabrese, chirurgo maxillofacciale, nei mesi del Covid è stato in prima linea, ha girato il pronto soccorso di mezzo Veneto fino a novembre del 2020, quando il Covid ha colpito anche lui. In coma 4 mesi, 8 mesi in terapia intensiva, poi il risveglio. Quando ho sentito le voci dei ragazzi mi sono svegliato. Ma ero invalido, in carrozzella, va bene. Ho continuato ad avere la vicinanza, la solidarietà dei miei amici, dei miei colleghi, ma le istituzioni non ci sono più state. Dopo il risveglio, la lunga riabilitazione, dove non sono mancate le difficoltà, l'epilessia e ora un nuovo intervento per necrosi al femore come conseguenza dei lunghi mesi di coma in posizione supina. Il medico, sostenuto dalla famiglia e dai colleghi, non ha mai mollato, ma dice con amarezza le istituzioni lo hanno lasciato solo. Durante il coma, l'ENPAM ha chiesto a mia moglie che io versassi i contributi, 6.000 euro, per quello che avevo guadagnato l'anno prima. Nel racconto del dottor Calabrese tutto l'amore per la sua professione, ma allo stesso tempo il dispiacere perché da eroi in tempo di Covid a dimenticati subito dopo la fine dell'emergenza il passo è stato breve. L'amarezza è che ti sei trovato a lavorare e guardi che come coscienza lo farei di nuovo ancora domani mattina, per la mia coscienza di medico. Però perché gli eroi era il popolo, erano i cittadini che ci chiamavano eroi, e io credo che noi lo sentivamo, la vicinanza della gente che ci vedeva in un certo modo, ma poi tutto il resto, le istituzioni, lo Stato, la USL, la Regione e via dicendo, ci ha lasciato da sole. Cioè noi abbiamo dovuto pagarci tutto. Uno sfogo molto amaro, lo avete sentito. Noi rimaniamo in ambito sanitario, ma voltiamo decisamente pagina e parliamo dell'inaugurazione della nuova area intensiva nel reparto di pneumologia all'ospedale di Rovigo. La terribile esperienza del Covid ci ha perfezionato nella gestione delle gravi insufficienze respiratorie. Ricordiamo che i pazienti con polmoniti Covid avevano spesso gravissime insufficienze respiratorie, quindi abbiamo dovuto in questi 3 anni trattare decine e decine, centinaia di pazienti con insufficienza respiratoria, e certamente una degenza ordinaria non semi-intensiva non è una sede adatta per la gestione di questi pazienti. C'è tutta l'esperienza maturata nei tragici mesi del Covid in questi 8 nuovi posti letto inaugurati al 7° piano dell'ospedale di Rovigo. È l'area di terapia intensiva e subintensiva del reparto che si prende cura dei polmoni dei pazienti e dove, finché si può, si evita di intubare chi ha difficoltà respiratorie. Il paziente senza un tubo nelle vie aeree è un paziente che teoricamente risponde meglio alle terapie, e quindi evitiamo di andare in un ambiente da sedato completamente. Qua i pazienti saranno svegli e quindi sicuramente è meglio per la compliance dello stesso paziente, e poi certamente il cercare di non, come dicevo, mettere un tubo nelle vie aeree è sempre
un passo molto importante anche per le complicanze infettive, post-infettive e così via. Altissima tecnologia applicate in queste stanze dove si potranno trattare pazienti in terapia intensiva accanto alle subintensive. Le più recenti dal punto di vista sia dei controlli dei pazienti, della ventilazione, delle attrezzature per avere i pazienti monitorati 24 ore al giorno, per avere la pressione positiva e negativa nelle camere, quindi questo presuppone che cosa? Che possiamo avere tutte le tipologie di pazienti nella stessa camera, pazienti infetti, non infetti o immunodepressi. Un investimento di quasi 2 milioni di euro per la sanità regionale che punta ad avere reparti come questo in tutte le ULSS venete, in un'innovazione tecnologica continua che nel Polesine porterà già a breve ad una nuova inaugurazione. La prossima inaugurazione che stiamo già programmando riguarda una TAC all'ospedale VTT 300, anche questa TAC 124 strati di ultima generazione. A dimostrazione che pur nelle specializzazioni continuerà la presenza capillare della sanità veneta in tutti i territori. Nel senso che alcune attività si possono svolgere in maniera appunto centrale in una struttura ospedaliera rispetto appunto ad un'altra, perché bisogna sempre ragionare in termini comunque di strutture e compreso anche per il territorio, in termini proprio di offerta assistenziale che diamo alla popolazione. Siamo davvero alle battute conclusive. Io vi ricordo la cronaca di giornata, vi ho mostrato più volte il video di quest'uomo arrestato a Valle di Cadore che ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, ha seminato il panico armato di accetta e macete, l'operazione da parte dell'Arma, appunto dei carabinieri. Questa sera ritorneremo su questo fatto molto inquietante con la nostra Tiziana Bolognani. E ancora il lutto di Piove di Sacco e non solo di Piove di Sacco per la morte di questo giovane Simone Materazzo, aveva solo 19 anni, il padre ha pubblicato anche un post straziante su Facebook, prima eravamo collegati con Don Giorgio che l'ha cresciuto di fatto, che lo conosceva molto bene, insomma l'ennesimo incidente, l'ennesima vittima sulle strade del Veneto, l'incidente ieri pomeriggio in centro a Chioggia, è grave anche una turista 22enne. Poi i danni del maltempo, prosegue questa conta, il conto è salatissimo e quindi anche nel corso delle prossime edizioni faremo il punto. E le polemiche politiche che si sono aperte con il convegno di questa mattina, protagonista Palazzo Ferrofini, lo abbiamo avuto in diretta con Filippo Fois, il professor Alessandro Orsini, che come sapete insomma è una delle figure più discusse del panorama scientifico italiano, perlomeno in questo momento. E torneremo chiaramente sull'omicidio di Margherita Ceschin. Avete visto e sentito i collegamenti della nostra Daniela Sizzia sia all'esterno del carcere di Santa Bona che del Tribunale di Treviso. Tutti gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, compresa di Lesi, la compagna dominicana 32enne di Enzo Lorenzon. Sembrava in un primo momento che dovesse parlare e non ha detto al momento la sua verità. Allora, è tutto per il momento. Io saluto e ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Alberto Piovesan. A tutti voi ricordo l'appuntamento con il grande cinema di Antenna 3, a seguire subito dopo il meteo con 7 giorni in Havana, un film spagnolo del 2012 di un collettivo di artisti e registi di primo piano, tra cui Benicio del Toro, un collettivo che racconta tante storie diverse una dall'altra, tutte ambientate nella capitale cubana, quindi un film davvero da non perdere. Noi se vorrete rientriamo in diretta con il TG regionale alle 18:30, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Vi ringrazio, grazie per l'attenzione, c'è il meteo. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. Il tempo nella giornata di venerdì 28 luglio sarà buono. Il fine settimana poi vedrà ancora il nord maggiormente esposto al rischio di temporali. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, cielo sereno o poco nuvoloso. Sui monti avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, con qualche pioggia specie dal pomeriggio sera. Temperature in aumento ma ancora gradevoli, minime tra 13 e 21 gradi, massime tra 26 e 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, cielo sereno, dal pomeriggio saranno possibili dei rovesci sulle Alpi, venti a regime di brezza. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà ancora il sole, con lieve aumento però della probabilità di temporali, anche in questo caso a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.